Siamo sepolti sotto la neve. Anche stanotte ne è venuta tanta, che adesso ha uno spessore di 4,5 metri. E ancora non ha smesso di nevicare. Chi è là? Che cosa c'è qui? C'è un poco di ruggine, signor generale. Avvicinatevi, guardate. Che cosa c'è scritto qui? Io non so leggere, signor generale. Signor generale, io non vedo niente. Qui sopra c'è scritta una parola che tutti possono leggere, perfino gli analfabeti, che tutti possono vedere, perfino i ciechi, tanto essa è luminosa. Non è vero, tenente? Beh, non saprei. Vittoria! Vittoria! C'è scritto su questo acciaio. Ed è per la vittoria che noi combattiamo, ed è per la vittoria che noi dobbiamo riprendere Montefiore. Nel freddo di questa pietra sono incisi 20 nomi dei 23 caduti italiani in questo combattimento di Robournon che si svolse su queste pendici nella notte fra il 4 e il 5 novembre del 1917. Fra loro un giovane tenente dei bersaglieri, Carmelo Rosario Sideli, detto Sasà. Era nato nel 1896, aveva appena 21 anni. Veniva da un paesino della Sicilia che si chiama Isnello, a circa 70 km da Palermo, fra le montagne, un paese delle dimensioni più o meno di Meduno. Sasà aveva vissuto la sua giovinezza in quel paese, aveva due carissimi amici, Vincenzino Mogavero, suo coetaneo, e Bernardo Baiardi, di un anno più giovane. Quando scoppiò la guerra, corsero a scrivere sui muri della chiesa «Abbasso l'Austria, viva l'Italia». Non sapevano neppure quanto lontana fosse l'Austria, quanto lontano fosse questo fronte. Di quei tre amici la guerra non ne risparmierà nessuno. Il primo a morire sarà Vincenzino Mogavero, caduto nel novembre del 1916 sul Carso. Sasà, Carmelo Rosario Sideli, tornerà in paese dopo la morte del suo caro amico. Il segretario Mariano Polizzi, nell'orazione funebre di Rosario Sideli, ricorda che vide piangere il nostro Rosario. Lo vide piangere, era cambiato da quello che era il coraggio, l'impeto che dimostrava prima della partenza per la guerra. Piangeva
intrecciava corone di fiori per il suo amico Vincenzino e diceva al segretario suo amico: tu farai delle corone più belle per me quando sarò morto. Aveva il presentimento di quello che sarebbe stato il suo destino, che si è compiuto qui, a pochi metri da dove ci troviamo noi, in quella notte fra il 4 e il 5 novembre del 1917. Il mattino successivo Sasà sarà ritrovato e il maestro Ragogna, nel descrivere il combattimento del Bivio d'Agnul di Robournon, scriverà queste parole: fra tanti morti, uno pareva ancor vivo. Era costui il tenente Rosario Sideli, giunto da Redona alla 5ª compagnia verso le ore 21:30, senza berretto e con l'astuccio d'armacollo privo di cannocchiale. Dopo aver egli combattuto la notte intera, con tutto l'impeto della sua giovinezza gaia e ardimentosa, era caduto al mattino. Una pallottola, attraversandogli il cuore, era uscita dalla spalla sinistra. Aveva gli occhi semiaperti. Era bello e sorridente, a pugni stretti, in atteggiamento di lotta, tanto che il parroco Don Bellotto, nel dare, per ordine dell'invasore, onorata sepoltura a tutti quegli eroi, credendolo vivo ancora, lo scuoteva, lo chiamava e non poteva persuadersi che fosse morto. Venendo a visitare questi luoghi, voi ragazzi avete ridato un po' di calore a questa pietra, avete ridato un po' di calore alla loro memoria, ma sicuramente un po' di calore da quella memoria avete preso anche voi. Il 4 novembre 1917 gli austriaci occuparono Meduno. Una parte delle truppe italiane, che scendevano verso la Val Meduna, si posizionò presso il Bivio d'Agnul per contenere l'avanzata austriaca. Una pattuglia di bersaglieri siciliani si dispose con le mitragliatrici lungo la linea che dai prati del Borgo del Bianco scendeva alle case Robournon. Durante tutta la notte infuriò la battaglia. Per gli abitanti della borgata fu una notte di terrore e angoscia. Al mattino del 5 novembre 1917 gli austriaci accerchiarono i giovani soldati italiani, calando dai prati sotto l'abitato di Del Bianco. Nonostante una accanita resistenza, rimasti senza munizioni, furono sopraffatti. Quante volte in questi anni vi ho accompagnato lungo il sentiero della battaglia di Pradis per arrivare poi a questo cimitero di guerra. Di solito la stagione è la primavera che vi colpisce come momento della vita che rinasce, in contrasto con quelli che sono i racconti che vi faccio, racconti di giovani che sugli opposti schieramenti si sono sparati l'uno contro l'altro. E questo contrasto evoca in voi pensieri importanti, soprattutto per la vostra età, come Palchina, che ha scritto queste parole dopo essere stata sul sentiero della battaglia di Pradis. La cosa che mi ha colpito di più è il fatto che i soldati sparavano ad un'altra persona proprio in questo stesso luogo, che oggi sembra così pacifico, ricoperto da bellissimi bucaneve, anemoni, primule ed ellebori cresciuti lungo il sentiero. A quel tempo a coprirlo era il sangue,
Ho pensato a coloro che avevano dovuto abbandonare le loro famiglie per uccidere altri uomini, i quali, anche loro, avevano delle famiglie che non avrebbero voluto abbandonare per andare in guerra. È stata una cosa molto dolorosa. È stata davvero una cosa molto dolorosa. Ora la neve dell'inverno copre questi cippi che ricordano giovani europei, italiani e allora tedeschi e austro-ungarici. Fra le tante storie che vi ho raccontato ve n'è una che vogliamo ricordare con quello che è l'omaggio che possiamo rendergli attraverso la memoria, la storia di Sisto Frairia, un giovane maggiore, eroico ufficiale del 49° Reggimento Fanteria. Sisto era originario di Pinerolo, nato nel 1888, già a 19 anni entra alla scuola militare, il suo destino è quello della carriera militare. Nel 1911 sarà già in Libia a combattere quella che fu la guerra contro i turchi per conquistare quella colonia, quello scatolone di sabbia al di là del canale di Sicilia. Sisto rimarrà in Tripolitania e Cirenaica fino al 1916, guadagnandosi una prima medaglia d'argento nel 1914. Tornerà quando la guerra è già iniziata e combatterà prima sulle montagne della Val di Fassa con i suoi fanti e poi sul Carso. Sul Carso dove poco tempo prima di trovarsi qui a Pradis, il 4 settembre del 1917 sarà il protagonista di un'azione eroica alla quota 126 del fiume Vipacco, ai limiti della piana di Gorizia. La trincea italiana cade per un tratto in mano agli austro-ungarici e i fanti italiani, condotti eroicamente da Sisto Frairia, riconquistano quel tratto di trincea. Di fronte a quell'azione eroica, il nostro Sisto viene promosso sul campo al grado di maggiore e gli viene assegnata la medaglia d'argento al valor militare. Nella notte di Pradis, primo fra i primi alla testa del suo battaglione, morirà qui sotto all'assalto di una stalla nella quale erano serragliati i mitraglieri tedeschi. Cade in quella notte di Pradis e noi oggi, passando lungo il sentiero e venendo in questo cimitero di guerra, ricordiamo lui assieme a tutti gli altri. Lo ricordiamo come lo ricorda anche la famiglia che da Pinerolo è venuta qui a Pradis in occasione del centenario a ricordare proprio quel lontano antenato che in questo momento di ricordo è stato sicuramente più vicino. A prima vista, quello della battaglia di Pradis sembrava un sentiero qualunque, ma pensare che un secolo fa lì stavano correndo, marciando, dormendo, mangiando gli uomini che hanno combattuto la guerra mette i brividi. A circa metà sentiero c'è una piccola cappella e la nostra guida, con molta passione, ci ha detto che proprio lì un soldato fu colpito al fianco, si distese a terra, appoggiato alla cappella e morì. Essere lì, toccare il suolo sul quale era morto un soldato mi ha emozionato moltissimo, come pure il cimitero, tutte quelle tombe, tutte quelle croci, tutti quei nomi.
Ci troviamo sopra Monfalcone, in corrispondenza di quella che durante la Grande Guerra era definita come quota 121. In questo luogo le vestigia di quella guerra sono più che evidenti. Dal 2005 questo è diventato parco tematico. Da qui, verso est e verso nord, il nostro sguardo può spaziare su quelli che per 2 anni e mezzo sono stati i campi di battaglia sui quali sono caduti centinaia di migliaia di giovani italiani. Sono i campi di battaglia che voi ragazzi durante il nostro progetto avete visitato: il San Michele, San Martino del Carso, Re di Puglia. Ma oggi ci troviamo qui per una storia che lungo il nostro progetto è stata rievocata da 2 bambine, Matilde e Maddalena, della scuola di Tramonti. In quella che è stata la ricerca di documenti di quel periodo, le 2 bambine hanno saputo far riemergere dalla loro famiglia, la famiglia Trivelli di Tramonti di Sopra, una ricca documentazione conservata da un antenato, da Pietro Trivelli. Pietro Trivelli aveva avuto una vita lunga, nato nel 1885, morirà nel 1974 e conserverà fino alla morte questa ricca documentazione. 2 brevi diari, corrispondenza, cartoline, tutti i ricordi suoi e dei suoi 2 fratelli morti durante la Grande Guerra. È la storia di una famiglia, quella della famiglia Trivelli, che vive la realtà di Tramonti di Sopra. È una famiglia benestante, una famiglia fondamentalmente di commercianti. Il papà e la mamma, Giobatta e Marianna, vivono con l'aiuto dei 4 figli viventi, gestendo un'attività di commercio di formaggi a Venezia e gestendo la locanda che ancora oggi si riconosce sulla piazza dei Tramonti di Sopra con l'insegna Locanda Vittoria, gestendo quella locanda. Non basta però l'attività commerciale. 2 dei figli, Pietro appunto e Giovanni, di 3 anni più giovane, prima della guerra sono emigranti in Austria e Ungheria. Vivono sulle vie dell'emigrazione del pane di quello che nel 1915 diventerà il nemico. Allo scoppiare della guerra, come migliaia di friulani, anche prima Pietro e poi Giovanni rientrano dall'Ungheria. Pietro, appena rientrato, scrive a Giovanni, che si trova a Budapest, chiedendo dei suoi amici ungheresi, chiede del Suster, chiede di Franie, del compagno, del compare Salamon, degli amici quindi. Che differenza fra questa lettera con quello che pochi mesi dopo, all'entrata da artigliere in territorio austro-ungarico all'altezza di Cormons, quando riporterà le parole dirette a quegli stessi austro-ungarici, parole che li qualificano vigliacchi e barbari. Sono passati pochi mesi, eppure così tanta differenza c'è in quella visione. Una visione che passa attraverso la guerra, quello che la guerra voleva dai suoi combattenti. È un ricco materiale quello della corrispondenza scritta da Pietro e da Giovanni. Pietro e Giovanni che si trovano nelle prime settimane della guerra a combattere proprio in queste zone. Pietro si trova davanti al Podgora, artigliere, davanti a Gorizia quindi. Giovanni si trova nel mese di giugno del 1915 a poca distanza dal punto nel quale noi ci troviamo in questo momento. Giovanni, granatiere del 2° reggimento, si trova
proprio davanti alle due quote, la quota 121 e la quota 85, che oggi rievoca il nome eroico di Enrico Totti, si trova davanti a queste due quote che sono tenute dagli austro-ungarici. Verrà con i granatieri all'assalto di queste quote, ma queste quote non potranno essere prese se non nell'agosto del 1916. Ma il 26 giugno del 1915 Giovanni scrive, da poca distanza rispetto al punto nel quale ci troviamo, scrive questa lettera indirizzata al terzo fratello che sarà richiamato in guerra solo nel novembre del 1915, è il fratello più giovane, Gino Mario, che sta gestendo con la madre l'attività della locanda in paese. E Giovanni scrive queste parole da queste posizioni. Carissimo fratello, l'altro ieri ricevei la tua lettera e con molto piacere intesi che state bene. Io qui sono sempre il solito, da 6 giorni e 6 notti, che sono nei posti più avanzati, e un'ora di riposo in questo tempo non ho avuto né di giorno né di notte. Sono stanco e spossato, debole che non posso neppure stare in piedi in mezzo a questi maledetti sassi, che non si può neppur trovare un piccolo posticino per riposare un'ora, e tutto il giorno esposto al cocente sole, e di più di giorno quasi sempre si lavora per rinforzare le trincee, di notte stare in agguato al nemico, che immancabilmente ci vengono a disturbare, ma noi sempre pronti con delle buone scariche di fucileria li ricacciamo. Di giorno, ora hanno cominciato a tormentarsi con l'artiglieria e passano incessantemente sopra la nostra testa le palle di cannone, e allora giù coperti dentro le trincee i proiettili scoppiano con fragorose, seminando la morte dove pigliano. Benché stanchi, questa notte pare si avanzi per impadronirsi di 2 colline nemiche ben trincerate e protette di reticolato. Domani o dopodomani ti farò sapere l'esito, se avrò la fortuna di potermi salvarmi. Però non si sa se di certo, e questa sera precisa avanzeremo. Sono voci che corrono, però per tutto questo non state a impressionarti, perché tanti uomini loro non hanno. Tanto è vero che l'altro ieri si sono arresi 12 e da loro si è potuto sapere. Il cugino Giovanni sta benissimo, saluta tutti, lo vedo quasi ogni giorno, è sempre accanto alla botte del vino o del vermouth che lo dispensa per le compagnie. Quando riceverete la presente, spero non mancherete di spedirmi qualche cosa in denaro, perché sono quasi senza. A Pieretto ho scritto ieri, però non so se l'indirizzo è giusto. Io sto bene, solo ogni tanto qualche dolore di testa e alle gambe. Salutate tutti quelli che domandano di me. Ti bacio e sono tuo fratello Giovanni. A queste parole aggiunge una nota scritta di traverso su quella lettera. Devi compatire del mal scritto, sono in trincea e ti scrivo appoggiato a un ginocchio. Giovanni sopravviverà a quell'attacco del mese di giugno del 1915, ma non tornerà dalla guerra. Morirà a Gradisca nel settembre del 1916. Gino non sarà risparmiato dalla guerra, in quanto, seppure non impegnato in prima linea, morirà di malattia nell'ottobre del 1918. Questa guerra è stata veramente lunga e crudele, e la visita alle trincee delle Frasche ci ha insegnato a volere la pace e a impegnarci per costruirla e mantenerla. Ci troviamo a Maniago, davanti alla casa di Antonio Norio, una vecchia casa di contadini. Antonio Norio era un giovane maniaghese che nel 1915 aveva appena compiuto 19 anni quando partì per la Grande Guerra. Uscì nel novembre del 1915 da questo portone, che è rimasto probabilmente lo stesso da quella volta. Iniziava la sua guerra. Sarebbe stato sulle Alpi Carniche, alpino dell'8° Reggimento, battaglione Arvenis. Avrebbe subito anche lui il processo di Cercivento, uscendone assolto, poi sull'altopiano di Asiago, quindi sulle Alpi di Fiemme, per concludere la sua esistenza sul Monte Grappa il 4 dicembre del 1917, colpito alla testa da una scheggia di proiettile di artiglieria. Ad un certo punto del nostro progetto voi ragazzi vi siete chiesti
dove erano le vostre famiglie fra il 1914 e il 1918. Se potessimo chiederlo ad Antonio, ci direbbe che la sua famiglia viveva qui, una famiglia di contadini molto numerosa, i genitori, Giuseppe e Anna, 2 fratelli più piccoli e 5 sorelle, 2 delle quali già maritate all'epoca. Questa casa, cuore della famiglia di Antonio, la famiglia dalla quale lui traeva la forza che diremo, viveva in questo luogo, un luogo che è rimasto per molti versi uguale a com'era oltre 100 anni fa. Entriamo a scoprirlo. Se potesse parlarci, Antonio ci direbbe quanto per lui fosse importante ricevere notizie dalla famiglia, quanto le lettere che riceveva gli dessero gioia, contentezza, serenità. Non può più dircelo, ma per fortuna le tante lettere che lui ha scritto dal fronte sono state conservate gelosamente dalla famiglia per oltre 100 anni. Quello che potrebbe dirci lui l'ho lasciato scritto, la gioia che prova nel ricevere quelle lettere, così scrive: quando io ricevo vostre notizie che mi fate sapere della campagna, degli affari, la contentezza io provo. E ancora, dunque vi prego di scrivermi più presto sia possibile, solo i vostri scritti sono a me di gran conforto. Fino al tempo pare avesse di essere più breve e meno noioso quando ricevo vostre notizie. Antonio vuole essere informato di tutto quello che succede in questa casa. Da Sutrio il 3 giugno del 1916 scrive: adesso vi domando informazioni come sono andati i cavalieri che io credo a quest'ora li abbiate già messi a filare e mi fate sapere come è stato il tempo questi giorni e se avete già iniziato a sappare il sorgo e come va tutto. Dalle Alpi di Fiemme il 26 agosto si rammarica che quest'anno avete fatto poco fieno ma sperate di fare una buona quantità di biava. E ancora il 2 ottobre del 1917 sono desiderosissimo di sapere degli affari, come va la stalla, se avete vendemmiato, la raccolta dei fagioli e Gran Turco, come è venuto, se avete fatto una buona quantità di patate, eccetera. Nel giugno del 1917 Antonio ritorna per l'ultima volta in questa casa, in licenza. Rientra al suo reparto e il 17 giugno del 1917 scrive una lettera particolarmente toccante, una lettera nella quale pare quasi di percepire il suo presagio che quella sarà stata l'ultima volta che lui ha rivisto la sua casa, il luogo della sua famiglia, il luogo della sua infanzia. E riporta un passaggio. Ha appena lasciato Pordenone in treno, è stato accompagnato da qualcuno della famiglia e scrive: alquando vidi l'ultimo saluto, l'ultimo bacio, l'ultimo conforto, eccoci, il cuore si scoppia in un pianto stracciato. Piansi e piansi ancor più quando il treno partì, che vidi le care montagne, i cari paesi allontanarsi, le speranze furono perdute, basta, coraggio. Pensarsi di essere tra le cime delle Dolomiti montagne son dolori. La maestra Caterina Nudari era, nell'ottobre 1917, da un mese appena a San Giovanni di Polcenigo, dove era stata destinata dal Consiglio Scolastico Provinciale di Udine, quando la invasione nemica la colse. Costretta a vivere fra gli stenti e gli orrori, senza stipendio, senza guadagni, essa dava sfogo all'animo esacerbato, scrivendo di quando in quando le sue impressioni su un quaderno. Ecco il suo giornale. «27 ottobre 1917. Cominciano a circolare voci dolorose che passano di bocca in bocca, e cioè che i tedeschi
avanzano a grandi passi. Non posso prestare fede a notizie così spaventose. 28 ottobre 1917. Il disastro è dunque vero. Passano di ritorno gli operai che lavorano nelle trincee e fanno discorsi che straziano il cuore. Gran Dio, salvate l'Italia. 25 dicembre 1917. Natale. Che triste Natale. Penso a voi, miei parenti lontani, di cui non ho notizie. Che sarà avvenuto di mia sorella? Che cosa delle mie care zie di Udine? Che ne sarà della loro casa? Che accade nel resto della nazione? Qui nulla si ode oltre il rombo dei cannoni, più o meno vicino, e nulla si sa oltre quello che io sorprendo sulle bocche dei nostri nemici, a cui però non bisogna credere. Come ritorna la storia, no? E l'uomo non capisce, non impara, non memorizza, rifà gli stessi errori. Dimmi quando. Quando vuoi. L'altra mobilitazione, riflessi locali per educare alla pace. Un titolo molto importante che l'Ecomuseo Lissaganis ha scelto per questo progetto, che partito nel 2014 chiude nel 2022 con questo documentario che va un po' a restituire quanto lavorato sul territorio, quanto raccolto dai ragazzi durante questa esperienza. Un'esperienza importante che ha messo al centro le comunità e soprattutto i giovani, in quanto hanno collaborato a questo progetto proprio tutte le scuole del territorio, da Caneva fino a Travesio, scuole non solo superiori ma anche scuole primarie. Abbiamo cercato di dare una lettura alle tracce del passato per costruire una nuova memoria che ci aiuti a riflettere su quanto è accaduto in questo territorio, ma soprattutto a riflettere su quali sono le coscienze che dobbiamo costruire, su quali uomini e quali donne prepareremo per questo futuro. Non è stato facile, perché non è facile costruire una memoria quando non c'è. I ragazzi di oggi conoscono la guerra attraverso i videogiochi, attraverso dei video filmati, attraverso ciò che passa alla televisione, che è sicuramente sempre tutto molto, forse troppo filtrato. È stato però un impegno importante che, grazie a tantissimi esperti che hanno collaborato a questo progetto, siamo riusciti in qualche modo a creare una nuova conoscenza e una nuova coscienza, una nuova memoria che non è legata esclusivamente alla Grande Guerra di oltre 100 anni fa, ma un po' forse a tutte le guerre. Dobbiamo creare consapevolezza, dobbiamo dare ai ragazzi degli strumenti per crearsi una propria mentalità, un proprio modo di pensare, un proprio modo di interagire anche con le notizie e le informazioni che vengono date. Ma soprattutto dobbiamo fornire sempre di più strumenti che rendano capaci i nostri ragazzi a osservare ciò che è il nostro territorio. E le tracce, anche quelle della Grande Guerra, sono comunque una scoperta che permette di apprezzare quanto di bello c'è
e quanto c'è da raccontare rispetto a questo territorio. E così l'Ecomuseo, ancora una volta, con questo progetto, cerca di dare una lettura, attraverso anche gli occhi dei ragazzi, di quello che questi 27 comuni possono raccontare rispetto alla natura, al paesaggio che si è trasformato, alle storie di donne, di uomini, di bambini che da più di 100 anni raccontano ancora, attraverso appunto queste tracce di memoria, una storia che non va dimenticata.